Benvenuti a Io non so di tappo. Oggi andremo in Puglia alla scoperta del rosato Marilina dell'azienda Spelonga, per il quale è stato scelto un tappo sostenibile innovativo. Fu il popolo greco a stimolare e incentivare la coltivazione della vite sul suolo della cosiddetta Magna Grecia. Il vino si produce un po' ovunque in Puglia e può contare su una vasta gamma anche di vitigni autoctoni. Una delle zone più produttive è la Daunia, che comprende il Tavoliere delle Puglie, la fascia appenninica e il promontorio del Gargano, di formazione calcarea e rocce eruttive, ricoperto da splendidi tratti di macchia mediterranea. Quindi pianura, montagne e mare sono elementi che nella Daunia trovano una sintesi perfetta, con le distese di grano del Tavoliere che contrastano splendidamente con la fitta vegetazione del Parco Nazionale del Gargano. Ed è precisamente nel Tavoliere della Daunia, quindi nella parte settentrionale della Puglia, che si trova la cantina Spelonga, esattamente a Stornara, un piccolo borgo in pietra con chiese antiche e tradizioni inestimabili di valore storico e culturale. Si racconta che il nome Stornara derivi dall'alta concentrazione di stormi che si radunano nei dintorni proprio di questo piccolo comune. Vitigno tra i più antichi e caratteristici della Puglia centro-settentrionale e quindi della Daunia stessa è il Nero di Troia. È a bacca nera con acini carnosi, una buccia spessa e consistente, e si ottiene un vino dal colore rosso intenso, quasi nero, proprio come indicato dal nome stesso. Sulle origini di questa varietà è nata un'antica leggenda, la quale affida la prima coltivazione di questo speciale vitigno al mitico eroe greco Diomede, che, in fuga dall'antica città di Troia, giunse sulle rive del fiume Ofanto, nella pianura del Tavoliere. Questa leggenda ha una buona base di verità, perché molti ricercatori affermano che questo prezioso vitigno arrivi proprio dalla zona adriatica. Il nome potrebbe quindi derivare anche dalla città albanese di Kruglia, la cui traduzione è Troia. Si è affermato anche come varietà elegante e con grande personalità e, specialmente di recente, sta dimostrando una straordinaria versatilità. Si presta a sempre nuove soluzioni stilistiche, dando origine a vini da invecchiamento, a varietà più fresche e fruttate o addirittura a grandi rosati. Perché la Puglia, pur essendo terra di ottimi vini bianchi e grandi rossi, oggi è giustamente rinomata per la qualità e la varietà anche dei suoi rosati, tanto che da sola produce il 40% dei rosati italiani, con numerose eccellenze. La storia dei rosati pugliesi parte da molto lontano. Furono probabilmente proprio i coloni greci a insegnare ai contadini salentini come ottenere questi vini con il sistema a lacrima, sottoponendo quindi a delicata pigiatura le uve nere raccolte in sacchi in modo da farle lacrimare. E ora andiamo a scoprire quello della cantina Spelonga. La storia della cantina Spelonga è quella di una passione di famiglia nata nel 2001 dal sogno di Carmine Nappi e Maria Franca Spelonga. Affiancati nel 2005 dalla figlia Marilina, una ragazza piena di entusiasmo e di grande grinta, che è divenuta in pochissimo tempo il punto di riferimento della cantina, affiancata inoltre da Leonardo Palumbo, il loro enologo. Questa giovane azienda è riuscita fin da subito a distinguersi per l'attenzione data alla valorizzazione degli antichi vitigni autoctoni, proprio come il Nero di Troia, e lavora seguendo la tradizione da un lato e dall'altro adottando le più moderne tecnologie di trasformazione enologica. Possiede 10 ettari vitati e produce mediamente 70.000 bottiglie di vino l'anno attraverso 8 diverse etichette. E ora andiamo ad approfondire il loro rosato Marilina. Il primo e fondamentale elemento per produrre un rosato di qualità è assicurarsi una materia prima di pregio, quindi solo uve a bacca nera provenienti da vitigni vocati per tale tipo di lavorazione, rese contenute, uve sane e mature al punto giusto.
E proprio così ha fatto la cantina Spelonga, che nei terreni fertili e calcarei del comune di Stornara è andata a scegliere i vigneti di uva di Troia, allevati a controspagliera per dar vita appunto al loro rosato Marilina. La raccolta delle uve avviene manualmente con una scrupolosa selezione e dopo una pestatura molto soffice permane un mese sui lieviti per poi maturare 3 mesi in acciaio e almeno un altro mese in bottiglia. Nasce così questo elegante e delicato rosato, dal colore proprio rosa corallo, dove spiccano evidenti dolci profumi di ciliegia, lampone, gelso, anche pompelmo rosa, accompagnati in seconda battuta da fiori come la rosa e la violetta, ma anche erbe aromatiche. Al palato è fresco, sapido, elegante, molto equilibrato e con una piacevole persistenza che richiama un po' i sentori agrumati. È caratterizzato proprio dal giusto tenore zuccherino e alcolico e da una buona acidità fissa, la quale contribuisce a esaltare le note fruttate e floreali del vitigno e a mantenerlo nel tempo. È perfetto come aperitivo o abbinato a frutti di mare, piatti a base di ricotta, un bel tagliere di salumi pugliesi, una zuppa di pescato, pesce al forno o addirittura affrittate. E ora andiamo a vedere la scelta del suo tappo. Utilizzano le chiusure della V-Inventions in quanto puntano molto sulla sostenibilità ambientale, una tutela sia per l'ambiente sia per il consumatore stesso. Ed è stato scelto il tappo Select Green 100 di Nomacork, che non rilascia difetti e presenta percentuali di ingresso dell'ossigeno differenziate. In questo modo l'evoluzione del vino avviene in maniera perfetta, riducendo al minimo i rischi di riduzione e di ossidazione.